musica, le maschere, il ballo e poi la voglia di stare insieme, di festeggiare il carnevale. Anche quest'anno la discoteca di Spresiano ha aperto le porte a 500 ragazzi diversamente abili di vari centri del distretto trevigiano. Con loro gli operatori che li seguono ogni giorno e i numerosi studenti, futuri operatori dei servizi sociali dell'Istituto Besta. Certo, è un modo per unire i ragazzi, è un modo di confrontarsi anche per gli operatori, ma ripeto, è uno dei molti modi e una delle molte iniziative che nel corso dell'anno portano questi ragazzi all'interno delle comunità nelle quali vivono. L'occasione per questi ragazzi di immergersi nella vita di tutti i giorni, che passa anche, perché no, attraverso la festa del carnevale. Abbiamo volato delle canzoni molto belle. È un bel modo per far provare loro a queste persone uno spazio che altrimenti forse non proverebbero. E quindi va bene, funziona. Sanremo in confronto a noi non regge il confronto, eh? Esatto! Siamo molto meglio! Più iniziative così per i ragazzi, uscire, divertirsi, muoversi, stare insieme con altri ragazzi, la libertà.